Non ha paura di venire ricordato come quello che ha spaccato l'Italia. Ma no, perché questo non è lo spacca Italia, non è la secessione dei ricchi, non è tutto quel mare di scemenze che si leggono, ma è la visione di modernità di un paese. Esattamente quello che accade in Germania, che accade negli Stati Uniti, che accade in Svizzera, che accade in Gran Bretagna. Se dopo qualcuno ha come modello la Grecia e non gli Stati Uniti, questo è un altro problema. I 5 Stelle in Veneto addirittura sostengono per bene questa operazione, ma le dirò che ormai questa resistenza non ha nessun senso, ammesso e non concesso che ci sia, visto e considerato che la quasi totalità delle regioni italiane chiede l'autonomia. Se dovessimo pensare a quelle che ancora non l'hanno chiesta, pensiamo alla Puglia, pensiamo alla Basilicata e alla Calabria. Tutto il resto è autonomia, il che vuol dire che in ogni regione dove tu vai a chiedere consenso, a proporre azioni di governo, devi prendere atto che in quella regione 17 su 20 c'è autonomia o si vuole autonomia. Ovvio è che se non passasse l'autonomia è inevitabile che di difficoltà ce ne sarebbero, ma come potrebbe accadere se non passasse qualche altro grande progetto del contratto di governo. E il fatto di temere derive egoistiche o che ci siano disparità è ragionevole e posso capire anche umanamente comprensibile. Leggendo poi il progetto si capisce che non è così. Stiamo parlando di un progetto che è previsto dalla Costituzione. Vorrei ricordare che anche le 23 materie non sono un'invenzione di Luca Zaia o di Attilio Fontana o di qualcuno o di Stefano Bonaccini, ma sono esattamente elencate nella Costituzione. Attenzione che ogni variante rispetto a quello che prevede la Costituzione in materia di autonomia va a inficiare tutto il processo. Quindi leggo di autonomia di Belluno piuttosto che di centrale metropolitana, voglio ricordare che la Costituzione è chiara e prevede un percorso netto e chiaro perché sia sostenibile giuridicamente. Eviterei di dare date perché poi le date non competono a me, visto e considerato che poi c'è una discussione da mettere in piedi in Parlamento, ma nel bene o nel male ne verremo fuori da questa partita, assolutamente ne verremo fuori.